Amici bellini, mamma mia, De Luca l'ha detto, è avvenuto. Ma immaginate, lo sapete, voglio dire, aiuto, cominciamo. Allora, ovviamente, se voi scaricate OneFootball, queste notizie le sapete in anteprima, le saprete addirittura prima di me. Poi a me, oltre all'app OneFootball, ci sono gli amici bellini che mi mandano, capito, i link, le ispirazioni. A proposito di amici bellini, fatemi ringraziare Francesco Volpe, che è diventato immediatamente più bellino ancora, si è abbonato al canale. Grazie a tutti quelli che considerano questa opzione, è un modo di supportarmi. Sapete anche, dico, le donazioni, quelle sono, a parte una cosa. Grazie Francesco e grazie a tutti anche per il supporto sul video di Mertens. È un esperimento, ragazzi, ci ho provato, è lungo, è difficile, posso fare meglio, posso fare sicuramente di meglio. Lasciatemi suggerimenti, insomma, lo sapete, io poi vi ascolto, vi leggo tutti. Ma cosa è successo oggi? È successo che Cristiano Ronaldo CR7 è positivo al coronavirus, il che vuol dire che io mi devo informare. Non vorrei dire notizie sbagliate perché sapete come si fa. Dybala, tampone negativo, teneva la tosse, stava un pochino gastroenterite, non so come si dice, ma lui si è salvato, se ne va con l'aereo personale di Messi, se ne ritorna non so dove. Ragazzi, questa sosta, il punto è questo, questa sosta delle nazionali, quando ci sono positività crescenti in tutto il mondo, ma a che cosa cazzo serve? Ma spiegatemi, queste nazionali a cosa servono? A diffondere ancora di più, ad andare in pericolo, quando invece se tu rimani in bolla, probabilmente rimani in bolla, invece di fare la scenata, perché le notizie che sono uscite è che lui ha fatto proprio la scenata. Io devo andare in nazionale, non voglio sapere niente, andatevene anche voi. Così ho letto, poi non lo so, le notizie possono essere false, ma io qua leggo, mi faccio aiutare. Lo ha confermato la Federcalcio portoghese. Ha affrontato la Francia domenica, domani sarebbe dovuto scendere in campo con la Svezia, no, non si può fare. È uno dei 7 giocatori della Juventus a lasciare l'isolamento fiduciario predisposto dal club bianconero dopo la positività dei 2 membri dello staff. Secondo la Gazzetta dello Sport, CR7 si sarebbe infuriato con il club per l'impossibilità di abbandonare il J-Hotel e sarebbe stato il primo a lasciare Torino per andare in nazionale. Gazzetta dello Sport, non Il Mattino. Gazzetta dello Sport, un giornale notoriamente non pro Napoli. Magari voi direte, qualcuno dirà è anti-Juve, non lo so. Alcune notizie arrivano anche dalla Repubblica, la Repubblica se l'ha comprati gli Agnelli, oramai loro comprano, capito? Sono passati a prendere giustamente chi controlla l'informazione, perché quello è il secondo passo. Ma questo è un discorso che lascia il tempo che trova. Il discorso reale è che mi sono un po' anche scocciato di ripetere le stesse cose. Ogni giorno ne arriva uno nuovo e dice però l'Inter gioca, avevate paura. Allora, purtroppo io non vi posso rispondere a tutti. Alcuni rispondo TVB perché si vede che avete delle difficoltà e quindi io vi voglio bene, un fatto di tenerezza, non fa niente. Altri che ripetono a parpardella cose sbagliate o fake news o altre cose. Mertens è andato a cena, si sapeva. Allora, ci sono una serie di notizie false che sono girate e vabbè, le ho smentite un po', ma poi mi scoccio di smentirle tutte. Quello che fate finta di dimenticarvi quando paragonate la situazione del Napoli alla situazione dell'Inter e le altre è che il Napoli aveva incontrato il focolaio. La chiudiamo questo discorso così, lo ha detto Marchisio. Ma tu, e là va da sta zitta, perché non lo dice Valerio Fluido da New York, lo youtuber tifoso del Napoli, lo ha detto Marchisio. La risposta dei tifosi della Juve: ma sei impazzito, hai cambiato squadra, ma come ti permetti? Allora non vi sta proprio bene, nemmeno quando arrivano da voi. Volete che per forza si dica che il Napoli aveva paura? Ma paura di che? Che vi dobbiamo incontrare prima o poi, ed era meglio prima che dopo, che poi, meglio prima che dopo, perché dopo
vi organizzate, dopo sapete meglio come giocare, torna Alexandro, torna Dybala, Arthur rientra negli schemi, Pirlo si impara a diventare un allenatore, perché questa poi è la verità. È la verità, era meglio mo. E in Napoli ci sono video, no? Dove ovviamente non sono usciti, non sono a disposizione. Se sapete dove si trovano, fatemelo sapere. Il video di preparazione alla partita con la Juventus, dove Napoli concentratissimo, intensità, annusare il pericolo, le preventive, pizzicare in avanti, e il Napoli aveva lavorato su un 4-2-3-1, a noi ci interessa sempre la tattica, 4-2-3-1 con Lobotka, Fabian a centrocampo, molto interessante. Gattuso l'aveva detto che voleva inserire Lobotka già col Genoa, già subito, non si capiva se voleva passare al 4-3-3, questo è un discorso che poi ci possiamo portare avanti anche per l'Atalanta, perché io sto riflettendo, se questo 4-2-3-1 era in divenire per la Juventus, ma potrebbe essere anche per l'Atalanta, perché anche l'Atalanta gioca con 3 difensori centrali, le 2 ali che vanno molto, come la Juve alla fine, cioè Pirlo in questo momento sta quasi, con caratteristiche diverse, facendo uno schema alla Gasperini, con i 3 difensori, le 2 ali che vanno molto, Kulusevski addirittura che è quasi un attaccante, più attaccante di Atebor, e Gosens dall'altra parte, si alternavano fra Botta o Quadrado, si parlava addirittura adesso di adattare Chiesa da quella parte o Bernardeschi, cioè attaccanti proprio. Però poi i 2 centrali, che possono essere McKennie, Arthur o Bentancur o chi per loro, e un trequartista, a volte Ramsey, poi c'era anche Rabiot ma è squalificato, Ramsey, che poteva giostrare dietro Ronaldo Morata come idea generale, oppure Dybala. E non è la formazione dell'Atalanta, che però con Gomez come trequartista, che però va un pochino a tutto campo. Quindi il Napoli, se stava preparando la partita con la Juve, potrebbe anche pensare di bissare. Guardate come io adoro la tattica, e siamo a 7 minuti di video, praticamente io dalla notizia di Ronaldo me ne sono andato verso la tattica, perché non ce la faccio, voglio nuotare nei discorsi di tattica, perché lo sapete, voi se state su questo canale lo sapete già, ma voi vi iscrivete al canale, vero? Non lo so se al contrario, iscrivetevi al canale, perché io vi porto contenuti, vi dico la verità dei fatti, sono obiettivo, e se qualcuno dice pensavo che eri obiettivo, non lo sei più, non mi iscrivo, la mia risposta è stata buona. Non fa niente, siamo pochi ma buoni, e preferisco così, perché almeno quando uno scorre nei commenti è un piacere vederlo. Quindi il Napoli potrebbe anche con l'Atalanta confermare questo 4-2-3-1, vediamo se Coio è pronto già per dare un po' di fisicità, perché si sa che servirà un po' di fisicità. L'amico Petito dice ma Dem è sparito un po' dalla circolazione. Io rispondo, secondo me a lungo andare ci serviranno tutti, perché come vedete esce un positivo al giorno, aumentano, si moltiplicano, serviranno rose lunghe. Per fortuna il Napoli ha parato tutti i buchi e abbiamo anche un surplus. Per esempio i terzini abbiamo capito che sono 5 e ci serviranno tutti e 5, Gulam compreso. Speriamo che insomma questa situazione non si evolva in negativo. Io credo che nel momento in cui esce un Ronaldo positivo, c'è il blocco, c'è un blocco generale, dice attenzione, un Napoli non ci interessa, erano solo 2, non è importante, dovevate giocare per forza. Adesso con Ronaldo positivo, c'è un attimo, allora è grave la situazione in Italia, forse dobbiamo rivedere i protocolli, e forse si rivedranno adesso i protocolli, perché non si tocca quando avviene il grande nome, diventa complicatuccio. Ragazzi, questa è la situazione che diceva De Luca. Se noi fossimo andati, perché adesso i tempi di incubazione non si saprà mai lui da chi l'ha preso, ok? Perché dovremmo fare dei calcoli proprio di tempi. L'hai preso dal collaboratore della Juventus, dove tu dovevi rimanere in bolla, e come tempo di incubazione era meglio che rimanevi là. L'hai preso in viaggio verso la nazionale, allora vuol dire che i viaggi comunque sì, anche se stai attento, poi mettitela la mascherina, perché mi ricordo quel video dove lui non se la metteva, mettitela la mascherina. L'hai preso in viaggio e quindi adesso te lo porti appresso, non si sa. Fatto sta che si sarebbe detto, perché adesso siamo martedì, si sarebbe detto il Napoli con i tempi ha infettato Cristiano Ronaldo, gravissimo, la Serie A in pericolo. Si sarebbe detto, ragazzi, si sarebbe detto, lo sapete bene, perché si sarebbe parlato di falsi negativi come nel Genoa,
che sono andati là a disprezzo del pericolo, contravvenendo a una decisione dell'ASL che è superiore come rispetto alla Lega, perché l'ASL è come la polizia, se ti dice una cosa tu lo devi fare, e si sarebbe detto il Napoli untore, dopo De Laurentiis e anche la squadra, scorretti, i responsabili hanno infettato Cristiano Ronaldo perché? Perché vogliono mettere in dubbio la regolarità del campionato. New York, Valerio Fluido è tutto. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.